È l'allieva che supera il maestro. Guarda, ti metti quei guanti là. Ciao Patavini, siamo tornati in Piazza della Frutta in pieno centro perché c'è una tradizione che in autunno prende vita ancora oggi nelle nostre piazze. Stiamo parlando delle caldarroste a fuoco vivo qui da Duilio. Adesso andiamo direttamente dai diretti interessati. Tanti chili, ma non possiamo dirne quante. Infatti lo so. Ciao, buongiorno. Ho raggiunto Anna Paola che mi raccontava proprio poco fa di essere la mini Duilia. Esatto. Perché la Duilia veramente è tua mamma. Ciao intanto. Ciao Nicolò. Grazie dell'accoglienza dietro il vostro bellissimo Grazie banco. a voi di essere qui a raccontare un po' la nostra storia e a far vedere un po' questo scorcio di padovanità abbastanza tradizionale. Infatti è uno scorcio bellissimo che io mi ricordo sin da quando ero piccolo. Il nonno e il papà venivano spesso a prendere diverse prelibatezze per me qui. Noi siamo qui oggi per una tradizione importante che accennavo di tornare ogni anno in piazza grazie a voi, che è quella delle caldarroste a fuoco vivo. Esatto, sì. Noi ogni anno riproponiamo questa tradizione che è, diciamo, un punto saldo della domenica in piazza e dei weekend a Padova. E del San Martino. E del San Martino, sì, perché anche quello è una tradizione di Padova che cerchiamo di tenere viva come tutte le cose belle, insomma, legate alla famiglia e alla condivisione. Prima c'era tuo nonno al fuoco, Sì. adesso tuo nonno purtroppo non è più con noi. con voi e con noi, però la tradizione voi riuscite a portarla sempre avanti, nel suo ricordo, nei suoi insegnamenti probabilmente Esattamente, anche. assolutamente. Davanti a Canton delle Busie, qui in Piazza della Frutta o Piazza dei Frutti, perché si può dire Esatto. in entrambi i modi, e è bellissimo vedere i colori del fuoco, i colori delle caldaroste che prendono fiamma, che prendono proprio colore, e anche assaggiarle ovviamente. Giusto, peccato che dal video non si possa sentire il profumo perché già dalle vicinanze qui delle piazze, non ancora vedendo il fuoco, si sente l'odore delle caldaroste. Mi hai anticipato, direi che adesso andiamo da Duilia e Andiamo. dopo io me le assaggio, Giusto. Anzi, posso anche prepararle, ci provo? Dai, No, prova, è facciamo difficile. un piccolo corso con Leonardo. Corso accelerato, molto accelerato. Duilia, buongiorno. Ciao carissimo. Sono venuto a disturbarti. Ma perché disturbarmi? No, è un piacere, no, un disturbo. Grazie. Anzi, Ho già parlato anche con Anna Paola del Sì. profumo e del sapore di questa bellissima tradizione e frutto che la natura Sì. ci dona e che voi trasformate e servite ogni anno con molta passione e Certo. molto amore. Raccontami qualcosa di più. cosa vuoi che ti racconti? Che questa ormai è diventata la mia vita perché da bambina che sono qua dietro a questo banco, pensati che il nonno ha fatto 70 anni qua di piazza, quindi Che una spettacolo. cosa importante. Possiamo dire che quasi a ogni sindaco gli ha detto: guarda che sto tocchetto di piazza quasi è mio. È mio ormai, È mio ormai. Posso dire che è stato un po' un lutto cittadino sicuro, ma quasi Sì, nazionale sì, quando è venuto a guarda, mancare, ho avuto- perché appunto... Sì, ho avuto le condoglianze, diciamo, da mezzo mondo, da mezza Italia. E poi le foto del papà che cucinava sono andate in giro per tutto il mondo, perché il papà gli diceva: guarda qua, fammi una foto. Caro. E poi le metti dentro il sacchetto e me la spedisci, e arrivavano foto Che dall'America, spettacolo, dall'Australia. che spettacolo. Beh, uno spettacolo proprio. Si vede che lo fai proprio con amore e con passione e che è proprio la tua vita. Cosa ti regala la gente, oltre alla gioia e alla felicità di venire ogni Sai, anno a prendere caldaroste e bravo. prodotti? Allora vengono e mi fanno i complimenti perché sono diventata brava come il papà. Beh, Mi ha insegnato bene ad acquistare le castagne, perché quella è la cosa Sì. più importante. Acquistare un buon prodotto, perché ovviamente poi devi cucinarlo, deve essere buono anche da cucinare e deve essere un prodotto di qualità. È l'allieva che ovviamente- supera il maestro. Più o meno, però sai, l'anno scorso quando il papà è mancato, quando sono andata in mercato la prima volta ho detto: ce la farò ad acquistare le castagne senza la supervisione del papà. C'era un po' Anche- quell'ansia da prestazione Brava. sana. Io andavo in casa di riposo gli ultimi anni del papà e voleva vedere le castagne crude, le castagne cotte, come erano fatte, e il video. E il suo processo, Bravo. E quindi mi diceva: te sia a posto, te si promossa. che bello. Beh, allora ha preso il diploma, possiamo tornare qua ufficialmente ogni anno. Penso di aver preso la laurea, no, il diploma. Beh, solo. giusto. Dov'è? Giusto. Dove l'hai esposta? Beh, dai nascosta. È sul campo. Bravo, bravo. Non ci resta che assaggiarle? Beh, ci Perché mancherebbe a altro. parte che come io l'ho minimo. già prese quest'anno. Eccole qui, però queste sono le guarda mie che belle. castagne. Ma io te ne rubo una alla qua. Vai, vai Nicolò, vai. Sono meravigliose. Eccole qua. Te le peso anche e pronti. Fai il check, grazie. Ok? Quanti chili fate? Di castagne? Tanti chili, ma non possiamo dirne quante. Infatti, lo so. Era una domanda provocatoria. Comunque dai, è una bella quantità, anche perché diciamo la gente ritorna perché il prodotto è particolarmente buono, dolce e sano. Come Gustoso, tradizionale, tante tutti cose. gli Poi, aggettivi possibili. io con le Duilie alla seconda, vi saluto. Grazie dell'accoglienza di queste Grazie a te Nicolò che fantastiche sei venuto a caldaroste. trovarci. Adesso noi con Grazie calma ancora. ce le mangiamo un pochino e vi saluto. Ciao!
Patavini, ho raggiunto Leonardo. Grazie Leonardo di Niente. avermi acconsentito di disturbarti qualche minuto, perché lui è colui che muove tutto ed è colui che prepara appunto tutto il giorno le caldarroste. È un lavoro impegnativo, Sì. è un lavoro difficile. Bisogna saperlo fare, avere pratica, passione e voglia di farlo. Come hai imparato a farlo? Quando ero piccolo ancora mio nonno, sempre fatte così, mi è piaciuto, gli ho detto nonno insegnami. Che E bello. a furia degli anni fai, impari bene insomma. Quanto ci metti a fare una turnata? Una cotta? Una cotta, scusami. 5-7 minuti, 8, dipende anche dalle castagne. Se sono più umide ci mettono ovviamente di più perché devono perdere l'umidità. Se sono Certo. invece più secche ci si mette prima. E quanti salti dai a cotta? No, mai contati. Mai contati questa signori. Meglio, perché altrimenti fai tanta palestra durante il giorno che se conti le ripetizioni dopo diventa impegnativo. Vorrei provare perché mi piacerebbe tantissimo, ma evito di fare danni perché Ti metti quei guanti là. va bene, non me lo faccio dire 2 volte. Devo far piano però, perché io sono abituato a spadellare, però ho visto che tu la fai saltare lateralmente. Adesso ti insegno una tecnica. Dai, ci Allora, proviamo. Speriamo di non dover andare a raccogliere qualcosa dopo. una mano. Ah, proprio subito mi lasci? Vai. La metti vicino a te. Sì? Fai col avambraccio. Non ho coraggio. No, ma non voglio lanciarle troppo alte. Bello però. Una è caduta, dai, una è giusto. Per essere la prima Ecco. volta forse pensavo peggio, Va bene, dai. Più che altro ecco bisogna fare il giro. Ho visto che tu facevi il giro, ma non mi sono permesso di dar troppo slancio perché avevo paura. Ma guarda, nessun problema, Per te nessun problema. Io vorrei evitare di farle cadere tutte direttamente sul fuoco. Devo passare qualche altro weekend qua con te, però intanto ti ringrazio. Di niente, guarda, è stato un piacere. Piacere mio, buona continuazione, buon lavoro, Altrettanto. sai. Non ti ho chiesto una cosa, perché tu mi hai detto cotta, castagne caldarroste, fuoco, fiamma, eccetera. Ma Sì. questa padella, come si chiama in gergo? Questa padella, cioè la padella con i buchi, con il manico lungo, viene chiamata in nostro dialetto a farsura. Questa non la sapevo, non la Ecco. sapevo. In italiano ha un nome o è farsura perché se nostra... Padella con i buchi. No, non no, so, farsura, sì, la nostra farsura e siamo contenti. sì. Va bene? Grazie Leonardo, Di buon niente. lavoro ancora. Guarda. Così. Bello pugno. Pugnetto. Perché sennò